Compagnia, attente! Presentat! Onori ai caduti! A Vittorio Veneto la giornata del 4 novembre, che quest'anno abbiamo spostato a 6 per diversi motivi, è sempre stata una manifestazione significativa per la città, anche per quello che la città rappresenta su questi temi. Infatti vedete come in città siano abbondanti le rappresentanze sia delle associazioni combattentistiche, delle associazioni d'arma e delle istituzioni. È importante per chi sa cosa avvenne e soprattutto è importante per la trasmissione di quei valori alle giovani generazioni. Abbiamo anche delle scolaresche come sempre e è importante che noi portiamo avanti la memoria e l'insegnamento che viene da quei fatti. Sì, le nostre comunità sono sempre state vicine anche nella voglia di adempiere a quest'ultima volontà di Camillo De Carlo. Purtroppo pastoie burocratiche non ce lo consentono e quindi questa targa però simboleggia il forte legame che hanno Calalzo e Vittorio Veneto, e questo legame si chiama Camillo De Carlo, che è stato un protagonista assoluto del secolo scorso e che ha voluto fortemente essere prezioso per il territorio che l'ha ospitato e in cui è vissuto come Vittorio Veneto, ma che ha scelto poi di essere tumulato nella chiesetta di Calalzo. Per noi un grandissimo onore, un grandissimo orgoglio, soprattutto alla luce del fatto che oggi abbiamo ricordato il Milite Ignoto. Ecco, uno di quelli che portò la bara del Milite Ignoto a Roma 100 anni fa fu proprio Camillo De Carlo. La ricorrenza del 4 novembre quest'anno è coincidente con il centenario del Milite Ignoto, quindi una data particolarmente significativa. Quello che rammarica me, ma anche tutte le altre associazioni d'arma, è l'insensibilità del governo a ripristinare la ricorrenza del 4 novembre nella sua giusta data e nel suo giusto significato. Pensate che noi ci dimentichiamo dei 650.000 caduti, però abbiamo ancora una festività che si chiama 6 gennaio, la Befana. Oggi si ricorda il Milite Ignoto, ma si ricorda anche la medaglia d'oro al valor militare Giacomo Camillo De Carlo. Giacomo Camillo De Carlo è una figura insigne nella storia nazionale perché sicuramente diede un contributo importantissimo alla battaglia del Solstizio. Fu spia oltre le linee nemiche qui nella sua Vittorio e fornì preziose informazioni sull'ultima grande offensiva dell'Imperiale Regio Esercito nel giugno del 1918. Ritornato in modo rocambolesco dalle linee nemiche sul fronte italiano, ricevette subito dalle mani del re la massima onorificenza, la medaglia d'oro, per gli elevati servigi resi all'esercito e alla nazione. Anche Gabriele D'Annunzio, di cui era amico, volle parlare con lui e quando lo vide, il suo unico occhio vivo si accese come una fiamma. Gli donò dei polsini con una civetta, simbolo della vittoria, e sul suo libro La beffa di Buccheri scrisse a Giacomo Camillo, la cui impresa figura sopra tutte.